Oltre alla nostra bospigata Ozzana, 2254 abitanti, se siamo in provincia di Nucoro e questa vidata connotta un lustro umano in antichità esistette sede vescovile, ad attento una storia importante. Questa storia esistette caratterizzata negli anni 70 della decisione di nascere in sa Valle de Suttirso un'industria petrolchimica. Noi andiamo a contare proprio questa storia, una storia difficile, di narrare e crefionare la vita di Ozzana, crescere con questa industria e crefionare la gente, o è che questa industria non esiste più, e te va da barrao, questo è il viaggio di terra nostra di ora. Due nascono in Sosanno in Ozzana e nasce l'industria, hanno cominciato a battere questa petrolchimica, siamo orfedando degli anni 70 e dunque podia da parere naturale che due crescendo a fare questa industria in una vita industrializzata podia tenere gana di cercare un posto di triballo in cui ed essere attirato da questo che mi era desi stipendio, giusto? Non mi è mai aggradato. Mi è aggradato solo andare a campagna, a essere pastore. Quanti anni tenias quando comincia in campagna? 14 anni. E te da gradiate questo triballo? Mi gradia su bestiame, mi gradia a campagna. Sono naschio pastore. Boh. Roberto, tu pure hai questa generazione che ha visto nascere l'industria in Ozzana. Quando ho cominciato l'industria in vita, tenivo da anni, non solo, ma mentre tutto questo non è che mancamento, il morzai deo andio zai un fratello mio fatto su bestiame. Babbo mi ha proposto di andare a lavorare, a me non mi è mai aggradato di entrare a lavorare all'industria. Non dai più tranquillità a tenere un stipendio, a tenere orario, cioè voi pastore non tenete manco orario, non è che voi avete questo turno e poi si a campagna, invece l'industria questo lo dà iada. Ma a me mi stia bene, mi stia bene, sono orari che chiamo in campagna e basta, altra cosa non mangerò mai. L'industria ha battuto triballo, ha battuto cose che non conosciamo, ma ha cambiato la mentalità della gente, il modo di agire, ha interferito nella cultura della vita. Ma sicuramente quando è arrivata l'industria, la fine degli anni 60, ha cambiato molto il suo modo di pensare e il suo modo di agire. Sicuramente ha battuto gli stipendi, però ora non rendiamo conto di altri danni che può causare. Tipo inquinamento, tipo malattie, tipo tutte queste cose. L'industria ha fatto un ciclo metà corso, solo di una generazione, e poi si è bloccata e ha fallito. E noi in parte siamo stati sfortunati, che abbiamo spiegato la via campagna. Poi te hai separato di seguire con questo mestiere di sacrificio. Ma questo mestiere di sacrificio, però, pur di essere un mestiere, è una passione che nasce da questa persona. Come nel caso mio, io sono nato in una famiglia di pastori, abituandomi da piccino minore ad andare con babbo, con zio mio, con noi a campagna, mi sta barrando sempre impresso questa cosa, che idea di più barrare in campagna. Tu pure sei uno di questi pastori che ha separato la campagna invece di andare a triballare all'industria, invece di diventare un operaio come in Medasa in Ozzana. In domo due ti dinariana, babbo due ti dinariata. Babbo, è sempre contrario, che deve essere nella industria, sempre, di minore. Deve invidiare uno scompanzo mio, tutta l'industria. Ma io assolutamente babbo mi naria sempre. A barra sacerdote, piedi contro la volontà mia. Praticamente noi
E mi dà una richiesta, addirittura un'imposizione a un certo punto. Cash forse il BD da presentare da noi, se BD e pensando di bene, Maria, per come sta andata questa cosa, tiene ragione, la vita è industria. Chi sta andando in industria è durato una generazione in industria. Boh. E poi, se vede se dalle mio, schiommo, vabbè, qualcuno che sta a compensare la pensione, ma viene data che sono faticando davvero, E quindi non è steponare che devo visto un mezzo dello sattere. Però pensando di bene, abbattere questa industria, teniamo il Saserbeches e nasce l'industria. Dopo piano piano è andato il declino e Saserbeches è sempre in cura. E che ti ammenta di questo periodo? Mi ammento tutto, a Rus perché andiamo all'Arbia, a Rus passa. Il tempo spariva? Non abbiamo mai visto, non abbiamo mai visto. Lo spiegano a zero in cambio, a bere, che andiamo traballando, noi andiamo di fatto, però io ci fatto se vestiamo. Sta la industria? Sul anno c'è stato un bello boom, la gente si vedeva che insomma cambiava. Dopo è cominciato diretto a calare, finalmente a insomma. È stato un peccato avere questa zona. A me non mi è mai interessato manco di entrare, non bisogna mai, manco entrare mai bisogna. L'economia della vita di Ozzana come in testa, e sta cattandoci in noi? L'economia, specialmente l'economia pastorale, la vita di Ozzana ha tenuto una grande evoluzione. Sappiamo che Ozzana tenemos una delle densità di herbeges più alta d'Italia. Abbiamo un'industria moderna, herbeges selezionata, e va a metà cose. E oggi desindustria è la barra della sapere di Ozzana? A barra solo sono ruders, ziminieras, ferrorbezos e cose che vanno tutte a terra che non li schimo di vedere. Che vanno solo maladias e malessere sia da sa terra sia di sagra e che poi si trasmette da sa gente. L'unica industria che teniamo in Sardegna, almeno al centro Sardegna, è la pastorizia, l'agricoltura. Altre alternative non vi sono. Vogliamo un paese di più puntare in questa pastorizia e agricoltura, ma non può meno. Poi spezzando che bisogna vedere, poi giovani. Vedono sviluppi nuovi in campagna, vedono cantieri aperti, un mastermuro triballiata, un ferraiolo triballiata, e chi è che non triballiata? Invece poi crolla sul latte, dobbiamo scambiare anche per 20 anni queste aziende. Non è possibile che non prendessimo la a scampare, però viva le pecore. Nostra andata a freddare di oliva ed è una naturale conseguenza che è sotto il luogo di noi che noi abbiamo costruito questo bellissimo mulino siamo in una parte della zona industriale della vita di Ozzana. Quando voi Sardegna questa idea, questa passione? Ma la passione si può narrare che nonostante abbia fatto altre cose nella vita mia, la pretenza. Mamma mia è di Zasola, non ha potuto tra nonno se non è via che poi di suo babbo e mamma, che essendo di Zasola stia con noi. Ed è per il fatto suo che aveva il viticoltore, tirato la vinza, ed io in estiu venivo a scuola, corrivo diretto, dormivo in ie, a barrio con io tutto i giorni, io sono amico mio, venivano a mi cercare, a giocare,
e questa passione mi è sempre abbarrata. E Solivetto è nato anche per una cosa ben precisa. L'associazione olivicoltura e viticoltura è abbastanza frequente in Sardegna, in Taponau, ma la viticoltura in Sardegna ha ottenuto dei progressi straordinari per quanto riguarda la qualità. E invece di solito siamo abbarrati meda in desicus. Se abbiamo una comparazione possiamo dire che sono o ancora ai livelli di come poteva essere Zuvino negli anni 60-70. Non vado a meda Solivetto, non pago su Sassarese, non pago sul sud Sardegna. Uno che ha da allevatore di erbeghes, di vaccas, di crappas e quant'altro, tenia magari 10, 20, 30 piante di oliva e si suiano oliva andiamo a gollire perché si è provvista il solo. Ecco, non funziona a Gai. L'olivicoltura deve essere un pilastro importante come in stesso allevamento, come in stessa viticoltura, come in stessa agricoltura e l'olivicoltura deve tenere questa importanza. E nasce proprio così il nome. Carchi piccolo spiraglio resta aperto. Speriamo che poi questo vada a tenere nel tempo uno sbocco positivo e che comprenda qual è l'importanza vincere di questo settore in Sardegna. Walter, come non dedicas a un poco di tempo, su siete impinnati, siamo in piena campagna, in piena raccolta di oliva e dunque vinzas in piena produzione. E tu aiutas proprio in questa fase, dunque non potete contare perfettamente i succedi a sull'oliva quando la gente che la fatti del nove o quando voi si devi distribuire. In pratica se la gente viene da conferire sull'oliva che la poniamo a che tirare la sozza, quindi il fogliamento. Poi viene pesata, la lasciamo ricevuta e poi la torniamo a mutire che hanno sozzo che è pronto. Il processo è in pratica entra dalla lavatrice, in pratica quella sappa, lì che tira l'ultima sozza, che è un aspiratore. La sappa va ad un oggetto di acqua pulita, la asciutta e entra sul frangitore. Il frangitore è a coltelli, quindi la pasta non vi stressa, non come prima che dia a marzeddu, la pista e quindi la guastata. Invece a coltelli non vi stressa e si bella la pasta. In pratica l'oliva, soprattutto in Ozzana, la temperatura è metà alta, cioè quindi arriva a 30-35 gradi. Ed è sul periodo di effetto che va sul riscaldo, che dà proprio della temperatura. E teniamo uno scambiatore di calore che permette di abbassare la temperatura da 35 da 20 a 20 battiti come te la grima spone noi. E poi da qui inizia la grammola. La grammola sono verticali, è tutto senza ossidazione, quindi è tutto serrato, perché la pulizia ormai è importante. E sull'oliva buona è la cosa fondamentale, però vince sul fatto di pulire sul macchinario, le conseguenze, non vi può essere mai bene. La grammola in cui viene la molecola viene separata, in cui è andata a su decanter e sta due fasi, no? La salsa, un pochissimo abba, tribalambolo, e poi che si suzzo. Sozzo andata sul separatore finale, che tira l'ultima abba della vegetazione ed esce sozzo pulito. Se uno lugar filtrato, sozzo io filtrandolo, mantiene le caratteristiche, essere un sozzo più limpido e pronto all'uso.
Gambero Rosso vos andau un riconoscimento importante. In pratica ne danno uno solo premio in tutta Italia, non scrivete una graduatoria, uno premio e questo premio va essere dato, qualità-prezzo è dato. Noi siamo usati un bello prodotto, con un prezzo accessibile a tutto quanto. L'ozzo è un alimento la dieta mediterranea è una cosa fondamentale. E quando viene e non arda a passare l'ozzo, mi sta gradato, questo per noi è una bellissima soddisfazione. Invece un'altra soddisfazione importante che ha del Gollio, questo zoo è diventato fornitore ufficiale del Cagliari Calcio, questa è un'altra soddisfazione. Ma si può dire che Occano, dato che Benchime che è quarto in classifica, magari mi trasmette tu nostro del suo zopone che siamo ordando. Potrebbe essere, no? Ovviamente vi ho potuto tenere una produzione a marchio Garriga, che è su marchio Frosto, e che vi sono diversi tipi di ozzo, come non teniamo su tempo su denaro sa qualità del tutto, ma poi te si ha che ozzo diverso, Quindi poi sul mercato, va da ozzo spiccante, va da ozzo delicato, quindi noi teniamo su qualche blend che è dato delle olivas che tiene di Santa Giusta, che è una coratina, e noi lo mischiamo con la bosana, ed essere che piccata su piccante della bosana con la delicatezza della coratina. E poi teniamo su nera di Uliena che è un uso meta, non tiene caratteristiche che siete, però è un uso meta delicato e la gente lo apprezza da spizzino, con questa ricetta uno può separare che hanno venuto a noi che la che assaggiare su sozzo, viene meta turista, si interessa proprio, le aziende badiane che abbiamo il primo premio, la gente è preso paregai, ma niente la gente. Andrea Denti, andiamo a vedere dei crocodili. Intanto cherzo partire da questa storia bella e appassionata che ha stento il suo confronto di questo mondo particolare, una storia che nasce di 7 anni fa. Sì, nasce 9 anni fa, si idea, poi 7 anni fa mi sono posto di impegno, insomma non pago a studiare, a leggere, a fare, e tramite un amico abbiamo fatto sul primo campo. Abbiamo fatto 2 anni, abbiamo visto che si scroquide, si riproduivano, stiamo bene, in inverno lo orgogliamo, che erano tutti da terra, che si non sabba, su fritto, su ghiaccio, lo succhi, che era un posto senza la frigo. Lo sponimmo in letargo, un letargo forzato, a 4 gradi, e si ardrommini, finché quando sul tempo non torna buono, 20, 22 o 23 gradi, che possono abbarare la sagara naturale, e tanto li storiamo di scappare, aprile-maggio. Seguendo a biere canto di straordinario questo animaletto, ha potuto che ha una cosa mega importante, sabava. Ha potuto travagliare dentro questa bava, ha potuto che lì su un metodo mezzo si può lavorare, ha potuto che poteva fare poi anche bene a questa gente e ha scoperto che in Italia non è buono fare bava, che la sa che in questo macchinario che devo tutto tenso, Sardegna sono l'unico che lo stenzo, non ve lo uso, cauchini scrocuides, è una cosa troppo stressante per essa, è un animaletto mega delicato. Un grado di differenza la che dormire, la che mangiare o la che morire. Un grado, un semplice grado. L'umidità non si questiona. Isso scherene 70-75% di umidità. Se isso accattano tutta questa situazione, si entrega, si stanno bene. In noghe tue rennessi come te nos hai spiegato, tanto a evitare questi problemi che tenete su crocodili in inverno. In noghe ti succede? Su 90%, su 99% della gente narra esploginde su crocodili della grada sabba. No, non è vero, non è gai. Su crocodili essi di che esploginde che si accatta da affogao da sabba che entra di terra. Deve poi creare un'istanza che come si deve dire,
Chi deve avere nesso è da accattare una combinazione tra clima, temperatura e attiro della sa che bene, di stan bene, e issa sa quando stanno bene non vi trommini mai, mandigano, si riproducono, hanno tutto ciò che hanno in natura, con una differenza che noi Dio gli permette dell'agare cada dia. In natura sul tempo si abborda la blocca da è normale che si aggai. Verenessimo finza alla sagere covare, hanno sosovoso, che si narra da su caviale dell'umaca. Infatti se noi si hanno passato poi la prima volta vi siamo rennessi finza alla sagere croccere, abbiamo spiegato sosovoso e siamo rennessi a non prendere. Mandica una verdura, sono vinsarmentas un paghettello univeras, si muore in traissas, si che mandica una sasola, però quando devo andare a estrarre la bava, sul prodotto principale che mi interessa da me, che è la cosmesi, questo che deve che bere a sommine, è ovvio, prulli da mandicare bene e promessi buona. Issa ha una bava che è straordinaria. Deo, bisogna rennesio, va a dare un annuncio, un articolo sul giornale Italia Oggi, che è un giornale di economia e di finanza nazionale, e finza sa è nata che si bava a mezzo d'Italia, Lazzo Deo. Sia che di noi, sia che di in Sardegna, sia che di Nottana, Lazzo Deo, tra virgolette, perché io tenzo dipendente, ozzaneso, orgoglioso di essere ozzaneso assolutamente mio, che hanno creduto in questo progetto mio, ma hanno aiutato e galugamo un pare con me, sono orgoglioso di essere con me. Questa bava è importante, non si è contato, eravamo su che noi arnau, 7 anni fa, che paria da chi forzi sul mercato di questo animale e di su mandicare. Poi si è scoperto che sicuramente è la cosa più importante. Vai ad altre cose, su business che ha potuto Deo, su scrocuide, se nuidi, su food, cioè la parte di mandicare, la parte gastronomica, ma lei ha potuto che le aziende, i giornali in Cile tenevano un metodo idis, unica nazione che boghia da sabava delle scrocuide a mano. Devo rennesso a fare una debatterizzazione completa della bava, devo rennesso a dare la bava direttamente a su biologo, a su chimico, a fare questa trasformazione non te ne bisogno di nulla. Cada volta che io trasformo un litro di bava in crema, prima di lo trasformare, la bava mia anda dall'Università di Sassari, la legge narra che da 0 a 100 famiglie sono tollerabili. In domo mia non viene manco una di famiglia che deve a zero tutto, non va batterioso, e questo è un grande risultato. Questa bava de croccoite, ite si può dare de isse, e ite principio bono, o goi bono ottenete, può essere diventata go importante in suo commercio. Ma la bava di croccoide è diventata importante come ultimamente, posa pubblicità, caveste internet, che come prima non si commentava prima, che prima non si rischia nulla. Certo, antico sono ariana, chi tiene problemi di stomaco, anziché mangiare un croccoide crudo, non lo narra nessuno. Caso il croccoide tiene una carica batterica talmente manna che se non muori per una cosa, muori per l'altra. Se andiamo a trattare, li che tiriamo tutta la parte male, che sono i batteri che non vi vale né cagare male a questa persona, si vede nessuno a fare il corso, a intro, va a barra da questa cosa buona, prodotto che a sapere di questa persona, e meno uomini che siete su cristiano, là che bene, li torna a fare le cellule, se li pulli di tutto, macchie, bruciato di sigarette, anche di un montone di cose, piaghe da decupito, operazione chirurgica in ospedale atta a meno che hanno tanto problema di tumore sattita. Ha fatto un'operazione oncologica di nugoro, dove abbiamo fatto diversi striballi e dove abbiamo morbido la bava mia, sui 70, insomma, in un modo satiro. Penso che deve essere riconosciuta come medicinale. Andrea, è stato veramente un espanto umano a conoscere questa storia dei croccoidi di Sardegna, è stato bello a contare in questo conto di rinascita della vita ozzana che stiamo provando a contare con questa occasione di terra nostra. Noi ti ringraziamo già vero per nos avere con l'io in domo tua, per nos avere posto in parte di questo bello progetto e ti chiamo ormai già curioso per su chi chiede se poi in casa e per questa azienda nuova che si sa che nascere. E si sta un piacere mio.
Per me è una guerra, è difficile andare avanti, però vi che l'ha fatto.